Fondazione Cariparo e Regione Veneto a fianco del parco per la candidatura dei Colli Euganei a riserva della biosfera UNESCO. Quali sono gli obiettivi raggiunti in questa prima fase di candidatura, Presidente? Gli obiettivi in questa prima fase sono stati molteplici e devo ringraziare sicuramente la partnership di Fondazione e della Regione Veneto, perché senza di loro non potevamo iniziare la prima parte di start-up che abbiamo iniziato in questi mesi. Allo stato attuale dei fatti abbiamo già operato con l'approvazione da parte di quasi tutti i consigli comunali dei 15 comuni interessati su questo ambizioso progetto, la delibera nei consigli. Stiamo preparando il dossier, abbiamo già avuto un incontro anche se informale con il Ministero che ci ha dato il via libera per la candidatura e quindi di conseguenza adesso dobbiamo solo presentare la documentazione. Io dico sempre, questo è un progetto ambizioso, importante, difficile e lungo che potremo riuscire a raggiungere solo con l'aiuto di tutti. Il parco è solo ed esclusivamente un capofila in questo tipo di progetto. Abbiamo bisogno di tutti gli stakeholder del territorio e, come ho detto tante volte, questo diventa anche per noi non solo un progetto che può portare un'economicità e quindi dei risultati importanti per il territorio, e il nostro territorio ne ha bisogno, ma è anche un laboratorio sociale in cui si mettono a confronto un po' tutte le attività che sono all'interno del nostro parco, e vi garantisco è un parco altamente antropizzato il nostro, quindi con molteplici attività di carattere agricolo, quindi settore rurale, industriale, artigianale, associativo, molto diciamo così incisivo anche su quelle che sono le scelte del territorio, e questo diventa veramente un laboratorio per poter collaborare insieme, perché riuscire a collaborare insieme vuol dire fare squadra, sinergia e raggiungere ottimi risultati. Noi siamo veramente affascinati da questo progetto. Abbiamo già il precedente positivo del Parco Delta del Po che abbiamo sostenuto nella candidatura a UNESCO MAB. Siamo convinti che anche qui avremo successo grazie al coinvolgimento che già vedo attivo di tutte le istituzioni, di tutta la comunità. Il progetto per sé stesso è importante anche perché attiva appunto un coinvolgimento che è comunque positivo. Dovesse anche fallire per mera ipotesi, ci sarebbe stato comunque un lavoro comune che lascia sempre una traccia positiva, ma noi siamo confidenti appunto del successo. Ricordo che il progetto, se appunto arriverà bene in porto come tutti auspichiamo e confidiamo, significherà un'attenzione maggiore allo sviluppo sostenibile, alla tutela del paesaggio, alla ricerca e formazione. Sono tutte cose che la Fondazione naturalmente non può che sostenere perché fanno parte della propria missione. Quali potrebbero essere i benefici per il nostro territorio nell'ottenere un riconoscimento UNESCO? Sicuramente potrebbero essere i progetti futuri, avere una visione molto proiettata nel futuro di quello che potrebbe essere il territorio stesso, le persone in cui vivono, le attività che hanno sede qui. I Colli Euganei hanno molto da dare. È un ambiente bellissimo dove vivere, dove ricrearsi e veramente farlo conoscere al di fuori del Veneto è una cosa che porta sicuramente un benessere a tutti. Grazie. Niente.